Allora, oggi sono tornata a casa, mi sono messa subito a pulire perché c'è un bellissimo sole, bello, bello. E allora mi sono detta, perché non approfittarne, aprire tutto e lavare bene il pavimento? Credo che la fotocamera sia sporca. Boh, vabbè. E quindi ho fatto. Ecco. Adesso io ho steso, non credo si riuscirà a asciugare molto la roba, ma un pochino d'aria almeno la prende. Cioè le cose sintetiche sicuro si asciugheranno abbastanza, quelle altre no. Qui ho tutte mutande e calzini che chiaramente non si asciugheranno mai, perché ormai il sole, non dico che stia per tramontare, ma insomma non è tanto distante. Cioè, vabbè, è lì proprio. Quindi ho fatto una bella pulizia perché ufficialmente, stavo dicendo, ufficialmente da oggi sono in ferie, cioè da questo pomeriggio sono in ferie e fino a mercoledì prossimo non si parla di lavoro. Ah, che bello! Allora, io questo pomeriggio avrei tante cose da fare. Sono le 15:38, non ho neanche ancora preparato il pranzo per Franz. A me piacerebbe proprio andare via, però avevo pensato di andare a Roma. Il punto è che i voli costano un casino, volo, poi devi pensare all'hotel, ci sono anche le opzioni volo più hotel, ok? Ma poi quando, cioè, una persona ancora, poi due persone, insomma il prezzo è, già per una persona il prezzo è alto, per due è ancora di più. E, no, avevo trovato dei voli più convenienti, però comunque variano sempre, no? Da giorno, non so se variano anche in base all'orario del giorno, non lo so. Comunque avevo pensato di andare a Roma 2 o 3 giorni, 3 giorni, perché con l'aereo ci si sta un'oretta da Venezia e quindi è il diretto verso Roma, insomma, un'ora e un qualche minuto, insomma, e si è a Roma, quindi cioè, mi sarebbe piaciuto, però il costo è veramente alto. A meno che io non trovi un'offerta veramente valida, ma se no cioè, non vado a spendere così tanti soldi per andare 2 o 3 giorni a Roma. Per risparmiare il viaggio in macchina o in treno sarebbe più economico, in macchina invece alla fin dei conti secondo me tra l'autostrada, tra il carburante, tra che magari che ne so sbagli strada e che bisogna mettere in conto tutto, si viene a spendere come andare in aereo, quindi ok, niente, lasciamo perdere e niente. Insomma, devo guardare le previsioni e non so quando mi farò sentire perché vorrei fare tante cose oggi, solo oggi. E domani, in base alle previsioni, poi decido se partire già domani o, o evitare. Non lo so, guardate. Mi piacerebbe andare anche a Milano, che comunque è più vicino, è più accessibile. Roma è più distante. Mi piacerebbe andare al sud, ma è troppo distante per pochi giorni che abbiamo a casa. Se Franza avesse avuto anche la prossima settimana, 2 giorni della prossima settimana come me, allora avrebbe avuto più senso. Ma così no, anche perché io non voglio tornare la domenica, che poi Franza deve andare al lavoro lunedì. Vorrei tornare tipo il sabato, in modo che lui abbia tutta la domenica per riposarsi. E quindi nelle prossime ore prenderò una decisione e guarderò insomma questo meteo. Che palle. Cioè io vorrei evitare di andare in giro e trovarmi la pioggia e dover girare sotto la pioggia. È una cosa che odio. Io odio la pioggia. Perché non può fare delle giornate come oggi, come ieri, anche i prossimi giorni? No. Dunque, sono le 9:26 del 23 e ho prenotato stamattina l'hotel a Milano. Ho cercato fino a mezzanotte e mezza, ma purtroppo se si vuole stare sotto una certa cifra si poteva spendere anche di più. Però non, cioè, se si può risparmiare un po', perché insomma, non è che siamo ricchi. No, quindi ho prenotato. Fatta. Mi sto cercando di preparare
la valigia. E non so cosa prendere perché so che anche a Milano il tempo è come qua, piove e come temperatura siamo lì. La roba del bagno l'ho già preparata, tutta quella roba lì. Mi mancano i vestiti e quello è un grosso dubbio. E mi mancano le unghie. Solo che è tardi. Vabbè, comunque faremo 23, 24, 25 mattina Milano. E in teoria il 25 mattina partiremo per andare a Gardaland. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto questo è il programma. Ci sentiremo dopo. Tappa autogrill, andiamo dentro. Allora, ore 13 e... non mi ricordo più. 13 e... aspettate. No, non ci sta. 13 e 14, 13 e un quarto. Vediamo se sta qua attaccato. No, pesa troppo sto telefono, non sta. Ecco, forse. 13 e un quarto, siamo in autostrada. Siamo all'autogrill e siamo all'Old Wild West a mangiare. Arriveremo un po' più tardi a Milano, ma insomma siamo qua. E questo autogrill, come avete visto, è sopraelevato, cioè l'Old Wild West è sopra l'autostrada, quindi abbiamo la vista autostrada. Adesso vi faccio vedere. Qua per scendere, per salire e scendere da... e sembra di fare un casino di strada, invece no. Guardate, ci sono le scale che girano tutte attorno all'ascensore. Ma non si arriva più giù. Torno all'ascensore. No, non è attorno all'ascensore, è attorno a una colonna allora. Vabbè. Ok, siamo ufficialmente a Milano, io sono sul balconcino. Il balconcino dell'hotel. È un hotel un po' un 3 stelle. Ho tanto cercato uno che costasse poco per risparmiare il più possibile. Siamo abbastanza in centro. E niente, la stanzina è molto semplice, la vedete? Molto semplice, è proprio un 3 stelle. Sì, c'è Franza Covacciato che sta guardando il frigo. Vabbè. Comunque si sta bene, dai. Cioè, lo specchio non è pulito. No, non è pulito. È un 3 stelle. Mini armadio. Una luce inesistente. C'è solo questa praticamente. E le 2 abajur e basta. Sì, mini armadio. Cioè, proprio l'essenziale. Essenziale. Qua c'è una coperta in più, ma non credo servirà. E basta. Qui c'è un altro balconcino, infatti abbiamo pagato un pochino di più perché ci hanno dato la camera con i 2 balconcini. Io non l'avevo chiesta, ma a me va bene lo stesso, insomma, dai. Certo non è una vista stupenda, non è come andare al mare, insomma. Qui c'è il bagnetto. C'è un odore di candeggina qua dentro impressionante. Comunque il water tondo, non l'avevo ancora mai visto. È tondo. Vabbè, bidet tondo. Vabbè, dai, comunque... niente, questo è semplice doccia qua dietro. Dai, non stiamo andando a vedere le pulizie, non guardo neanche la pulizia, perché sennò, ciao, chiudiamo tutto. Non guardo neanche se è pulito o meno. Siamo comunque a Milano. Comunque abbiamo già pagato tutto, il soggiorno, e mi avevano già, tra l'altro, stamattina mi avevano già trattenuto una parte del conto, del prezzo, insomma, totale. Oh, vi faccio vedere la chiave. Dove hai messo la chiave? Qua. Anni 80. No, è un hotel vecchio questo, insomma, per farci giusto qualche notte. 103. Hotel Brianza. Non vi ho detto, si chiama Hotel Brianza. Pesa, leggermente. Ci siamo accorti che questa, in teoria, una volta era una fontana.
in teoria ragazzi. Che scale facciamo? Queste di qua, dai. Siamo non so dove. Ma potremmo andare su e giù, in teoria sì, sì. No, andiamo su di qua a destra, ti prego. No dai, andiamo già su. Espresso. Vabbè, vedi che c'è una strada. No, al di là c'è il parco. Noi non conosciamo Milano. Ci viviamo a Milano. Viviamo a Milano, certo. No, ma ci fa strano essere qua, perché noi non usciamo mai, lo sapete benissimo, non andiamo mai da nessuna parte. Ed è stranissimo essere potuti andare in ferie insieme e essere venuti a Milano così. Stamattina prenotato Milano, va bene. Cioè è una cosa veramente strana per me. Non è vero. Il punto è questo, nel senso che se noi fossimo rimasti a casa non avremmo fatto niente, perché anche lì piove e quindi l'unica soluzione era uscire e andare via proprio da casa. I gatti, poretti, mi dispiace un po' lasciarli ogni volta, ma alla fine niente, si vive lo stesso anche senza di loro per qualche giorno. Poi avrò tempo per urlare con loro quando torneremo. Appena metterò piede in casa sarà tutto un urlo. Sì, praticamente l'hotel è quasi, non dico attaccato, ma quasi attaccato ai giardini pubblici Indro Montanelli. Quindi dai. E da qui al Duomo ci sono 20 qualcosa minuti, insomma. Noi siamo abituati a camminare, Ies lo facciamo 5.000 miliardi di chilometri, quindi è niente arrivare fino al Duomo. Sarebbe bello vederlo di sera. Beh, adesso fa buio anche presto. Dai, un video un po' di una Milano che non piove neanche più, perché siamo arrivati noi, non piove, Cioè, siamo arrivati noi, ha smesso di piovere, abbiamo trovato il diluvio in autostrada. No, praticamente non si vedeva neanche fuori dalla macchina. Poi c'era un tratto, la 4, un tratto che era una roba allucinante dal traffico proprio. Poi passato quel tratto, normale. Sì, qualche bilico, qualcosa, ma niente di... Guarda che confusione. Cos'è qua? È un concerto! Un concerto per noi! Senti che roba! Questi non so cosa siano. Cos'è questa roba? Non so, ma è andato male, ma sa. Cosa sono queste cose? Oh, che robe strane! Ma guarda, è pieno! Sono dei frutti! Dove fare? Ma non sono... no, non sono. Non sono le... Che strani! Ma dai, c'è anche un lago. Ah. Ma a me sembra più una giungla qua, Non è proprio curatissimo. Vabbè. Anche di qua. Montanaro mi dice di andare di qua. Ma che confusione! Oh, amore! Ciao! In mezzo sul ramo. Là in mezzo sul ramo, aspettate che ingrandisco. Ciao! E tu? Oh, non lo so cosa sei, comunque ciao. I piccoli, I piccoli. Ah, amore! Guarda! 1, 2, 3. Ah, sono piccoli. Ma no, in realtà. E qua? Ciao. Oh, che carine le anatre. Questa è la fontana di Palazzo Dugnani, che presumo sia quello, chiaramente. Comunque questa è la fontana. Basta, adesso andiamo verso il centro. Allora, l'area cani era la via, ma qui è pieno di cani liberi, quindi penso sia un posto dove possono un po' correre come vogliono, essere liberi. Siamo in Galleria Vittorio Emanuele. Siamo arrivati qua. Adesso andiamo a vedere il Duomo.
alla fine abbiamo fatto bene a camminare, cioè non aveva senso prendere la metropolitana. Hai ancora un video del Duomo, che è un po' più centrale, ma non ho voglia di andare là davanti alla statua. Allora sto qua. Bello. Ragazzi, c'è una pantegana lì. Oh, che bella! Venire a Milano per vedere le pantegane. Ah, perché non le vedi abbastanza? Dove sei? Tu la vedi? Non la vedo più.